Biscotti Cric, bontà quotidiane. Oggi vi consiglia wafers alla nocciola e Cuormi, biscotti con confettura e pezzetti di mela. Prosegue l'estate di San Martino sulle nostre regioni, anche se con le consuete nebbie anche fitte. Godiamoci questi giorni di clima gradevole e mite, perché dal 15-16 di novembre pare che l'inverno ci sorprenderà con un colpo di scena. Vediamo per ora la situazione di martedì. Sul Veneto alta pressione, sole dominante sui monti in genere. Attenzione però all'aumento sensibile delle nubi basse e delle nebbie sulle pianure e anche sulle coste, spesso persistenti per tutto il giorno, specie sulle Venezie, sul Trevigiano e sul Padovano. Temperature massime che saranno comprese tra 13 e 18 gradi circa, minime tra 9 e 10 gradi. Andiamo a vedere anche la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui continua l'alta pressione con un ampio soleggiamento e tempo asciutto, specie sui monti e sul Triestino. Attenzione anche qui ad un aumento delle nebbie basse e delle foschie sulle pianure, in qualche caso anche persistenti per tutto l'arco della giornata, specie sulle basse pianure e sulle coste. Temperature massime sui 15-17 gradi, minime tra 9 e 10 gradi. Sarà un po' più fortunato il Trentino Alto Adige, che vedrà la presenza dell'alta pressione imperante con tanto sole e clima decisamente mite. Possibile qualche nube alta sul Trentino, ma del tutto innocua. Temperature massime che saranno comprese tra 22 e 24 gradi, minime che andranno tra i 9 e gli 11 gradi. Uno sguardo alla situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente calmo, i venti saranno deboli nord-occidentali. Dal meteo anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Biscotti Cric, bontà quotidiane. Oggi vi consiglia wafers alla nocciola e Cuormi, biscotti con confettura e pezzetti di mela.